2 anni fa la tragedia del Molinetto della Croda, una catastrofe che non si cancellerà mai con il Veneto, dimenticato dal governo. Parole del presidente di regione Luca Zaia nel ricordo dei 4 amici tragicamente scomparsi: Maurizio Lotto, Luciano Stella, Giannino Breda e Fabrizio Bortolin, travolti e uccisi alla festa degli Omi dalla violenza dell'Ierza, amici che ben 4 comunità ricordano rinnovando il cordoglio alle famiglie. Alla fine io sentirà più quei che avevo i lutti in famiglia che se no il resto insomma non ho avuto lutti, anzi non sapevo fino alla sera che era successo sto. Questa sera 2 agosto noi anche nel Duomo celebriamo una messa ricordando questi nostri cari defunti. Immagini sconvolgenti quelle del 2014 che ci mostrano uno degli angoli più belli e affascinanti del nostro Veneto, ferito e quasi distrutto dall'imprevedibile violenza degli elementi. Parole di Zaia condivise anche dal sindaco di Rifrontolo, Loredana Collodel, nei giorni scorsi, come da sua richiesta, accolta in tribunale dove ha ribadito anche al magistrato la sua totale estraneità ai tragici fatti. Quella sera certamente noi non eravamo a conoscenza di cosa stava avvenendo in quel luogo. Adesso è stato dichiarato territorio esondabile con la variante ALPAT e quindi è un territorio che deve essere, di cui si può fruire a condizione, cioè con delle precise prescrizioni. Quindi quando arrivano scolaresche, ma anche quando arrivano delle comitive o altro, si fermano, però noi sappiamo che in quel caso sappiamo chi c'è, l'associazione Molinetto che ha in custodia il manufatto del Molinetto ci avverte, ci avvisa, e quindi qualora ci sia un'allerta meteo ci sono anche gli avvisi